A Belluno entra nel vivo la campagna elettorale per le prossime elezioni regionali, ultimi 20 giorni di tempo per i candidati dell'UDC, l'Unione di Centro, che ambisce a tornare a Palazzo Ferrofini a sostegno del candidato del centrodestra Alberto Stefani. Al centro la persona, il Veneto nel cuore, sono i nostri valori fondanti. Prima il sociale, prima la sanità, prima la persona, e credo che questo sia un contesto di vita oggi fondamentale. Antonio De Poli, parlamentare e segretario dell'UDC, arriva a Belluno mostrando il volume che contiene il programma ben definito, non un pacco di carte ma cose concrete, precisa, parlando delle priorità che cambieranno la programmazione della regione del futuro. Senza salute non si va da nessuna parte, senza lavoro non c'è dignità, e credo che questo siano due considerazioni veramente importanti ma straordinarie per la vita di ognuno di noi. I temi della persona, perciò della famiglia, della casa e del lavoro, dell'impresa e dell'ambiente, tutto a misura dei cittadini. E il programma, ciascuno per le proprie competenze, viene declinato dai candidati. Gianluca Dalborgo, sindaco di Chies dal Pago, Denise Guadagnin, vice sindaca di Seren del Grappa, Rosanna Mazzega, che arriva dalla pubblica amministrazione, Stefano De Gan, già assessore al tempo della provincia elettiva, e Alex Francescon di Borgo Valbelluna, che con i suoi 19 anni è il più giovane candidato del Veneto. Tutti al lavoro per contribuire a creare una regione diversa. Una regione diversa perché è cambiata la nostra società, sono cambiate le esigenze sia da un punto di vista lavorativo, sia da un punto di vista abitativo per ognuno di noi, ma altrettanto anche da un punto di vista sociale e sanitario. E quindi credo che in questo contesto il nostro tessuto socio-economico vada riprogrammato in tutte le sue parti, in modo particolare sulle priorità che noi stiamo dando per il prossimo futuro.